va in scena il quarto Venice Panathlon Day. Presenta Luca Ginetto. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, davvero guardate che scena, che immagine, chi pensava di riempire il Teatro Goldoni quest'oggi con una cerimonia di premiazione, ma davvero tantissimi, perché sono anche tantissime le premiazioni di quest'oggi, a cominciare naturalmente dalla premiazione delle scuole che hanno partecipato con grande successo ancora quest'anno alle Panatliadi, i giochi delle scuole medie veneziane all'isola di San Servolo, poi naturalmente celebreremo al meglio quello che sarà il quarantennale, i 40 anni del premio studente atleta, le borse di studio che vanno da 40 anni ai migliori atleti che si comportano al meglio sia in ambito sportivo che in quello scolastico, ma soprattutto avremo anche, come sempre, è periodo questo di consegna dei premi Fair Play e quindi ci saranno i premi Fair Play al gesto, alla carriera e alla promozione e poi naturalmente ci sarà il premio Mario Vialli, Una vita per lo sport, per concludere poi con quello che è naturalmente il premio più importante, ma tra i premi più importanti tutti sono importanti dal primo all'ultimo, vale a dire la consegna del Venice Panathlon Sport Award. Ma non sarò da solo per questa presentazione, per questa cerimonia e allora saluto e invito anche voi a fare un caloroso applauso alla mia collega Stefania Bolzan. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Luca, grazie a tutti voi, siete davvero molto numerosi. Non saremo però da soli a dare il benvenuto agli atleti premiati su questo palco, ci sarà anche una terza presenza che poi salirà qui sul palco accanto a noi. Per il momento però è seduto in platea, infatti poi consegnerà le targhe alle società dell'osservatorio, ma intanto lo salutiamo e diamo il benvenuto a Claudio Bonamano. Buonasera Claudio. Che parte da in fondo, ha imparato come Fiorello e come Fiorello vuol prendersi tutta la discesa. Lo faceva Wanda Osiris una volta, adesso lo fa Claudio Bonamano. Prego Claudio. Almeno distogliamo un po' il pubblico. Buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Goldoni. Vedo tantissime persone, tantissimi atleti, tantissimi sportivi, tantissime autorità. Questa è stata una manifestazione che ha avuto un consenso giorno per giorno che aumentava sempre di più. Vedo l'assessore Bergamo, il direttore generale del comune Marco Agostini, che tra l'altro sono nostri panatleti, li ringrazio della loro presenza. Poi sempre con gli assessori c'è l'assessore Maggioni, l'assessore allo sport non poteva mancare Andrea Ferrazzi. Poi per il Panathlon abbiamo il nostro governatore, intanto salutiamo il vice sindaco Sandro Simeonato, benvenuto, anche se un po' in ritardo, ma gli impegni istituzionali sappiamo sono quelli che sono, e devo dire che anche l'assessore Simeonato ci ha sempre avuto un occhio di riguardo per il Panathlon. Volevo salutare il presidente del Panathlon International, il dottor Santini, e il nostro governatore di area Flavio Zampieri. Tantissimi atleti, intanto vengo su anche con voi. Io mi fermo qui perché altrimenti porterei via tutto il tempo per elencare le presenze di rilievo. Abbiamo campioni del mondo, campioni italiani, olimpionici, insomma. Non svelare troppe cose, non svegliamo troppo. Allora intanto dobbiamo ricordare anche che questa manifestazione, come tutte le altre nel corso dell'anno organizzata dal Panathlon Club Venezia, godono naturalmente del importante patrocinio e contributo del Comune di Venezia, che in questo caso ci ha messo a disposizione il Teatro Goldoni, ma soprattutto anche poi per i premi la Cassa di risparmio di Venezia, le assicurazioni generali e sponsor quali Decathlon, Umana, Latte Busche, Rizzopane, Assicurazioni Generali, Ali Laguna e numerose vetrerie muranesi. Naturalmente sono quelle che regaleranno poi i premi consueti in vetro a tutti i nostri protagonisti. Stefania. Sì, è il momento veramente di cominciare, c'è un programma molto intenso e allora chiamiamo subito per un breve saluto di benvenuto il presidente del Panathlon Club Venezia, Piero Ragazzi. Eccoci, prego. Buonasera a tutti. Posto? Respira. Un saluto alle autorità panatletiche, cittadine, scolastiche e sportive, agli atleti, ai dirigenti, a tutti i giovani, nonché i loro genitori e al pubblico presente.
porgo a tutti voi il benvenuto a nome del Panathlon Club Venezia, che io da qualche anno ho l'onore di presiedere. Sono molto felice di vedervi così numerosi. Non avrei mai pensato stasera che ci fossero 370 persone, tanto è quello che contiene la platea. Così numerosi in questa splendida cornice. Ma vorrei spiegarvi per un momento cos'è il Panathlon e perché organizza il Venice Panathlon Day. Il Panathlon è un'associazione i cui soci fanno parte del mondo sportivo, in quanto atleti, dirigenti, medici o giornalisti sportivi. Il nostro fine è lo sport. Il Panathlon cerca di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport, inteso come strumento di formazione e di mantenimento della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Il suo motto è Ludis Lungit, ovvero uniti dallo sport e per lo sport. Ma la cosa che non tutti sanno e che non mi stancherò mai di ripetere è che il movimento panatletico è nato proprio qui a Venezia, nella nostra città, con la costituzione del primo club. Era il 12 giugno 1951. E da quel giorno i club nel mondo si sono diffusi, fino ad essere oggi 268, per un totale di circa 12.000 soci in 33 paesi nel mondo. E poi siamo anche onorati di essere non solo il primo club, ma anche da annoverare tra i nostri iscritti il socio con più militanza panatletica al mondo, il nostro Antonio Foscato, impossibilitato purtroppo stasera a presenziare per una indisposizione. I nostri obiettivi sono favorire l'amicizia fra quanti operano nella vita sportiva, diffondere la concezione dello sport ispirata al fair play, promuovere studi e ricerche sui problemi dello sport, adoperarsi affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva. Incentivare e sostenere le attività a favore dei disabili, quelle per la prevenzione della tossicodipendenza, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione al doping. Le nostre iniziative, lo studente atleta, giunto alla 40ª edizione, le Panatliadi, ovvero i giochi delle scuole medie veneziane, l'osservatorio sportivo, i premi Fair Play alla carriera, al gesto e alla promozione, il riconoscimento Mario Viali, una vita per lo sport, e l'attribuzione del Venice Panathlon Sport Award sono la dimostrazione del nostro impegno nel perseguire questi obiettivi. E a questo proposito, un grazie di cuore va a tutto il consiglio direttivo del club e a tutti i soci che si prodigano nel collaborare a favore di queste manifestazioni, e per loro vi chiedo un grosso applauso. Concludo ringraziando le istituzioni, in primis il Comune e la Provincia di Venezia, il Panathlon International, il CONI, sempre attenti a sposare i nostri programmi. Un altro caloroso grazie, molto caloroso, va ai molti privati, che io chiamo gli amici sponsor, che ci sostengono sempre con molto entusiasmo e sono certo ci sosterranno anche negli anni a venire. Sempre e comunque a favore dello sport e dei giovani. Grazie ancora e buona serata. E allora grazie al Presidente Ragazzi. La prossima persona che invitiamo qui sul palco per un saluto a tutti quanti è già stata in realtà nominata dal nostro amico Claudio tra gli ospiti illustri, ed è con piacere che invito il Presidente del Panathlon International, Giacomo Santini.
Grazie. Stavo pensando, venendo qui, che in fondo la cosa sarebbe riuscita come sempre a Venezia in maniera meravigliosa. Prima Ginetto si meravigliava di vedere un teatro pieno. Io ormai a Venezia non mi meraviglio più di niente, nel senso che tutto quanto accade qui nel Panathlon avviene sempre nel modo migliore e in maniera grande. E lo dico perché in questi primi 6 mesi da presidente internazionale ho avuto occasione di visitare molti club, i distretti anche stranieri, e devo dire che in molti luoghi il Panathlon ha ancora il profumo dell'eroismo, del pionierismo. Si lancia una bella idea, si diffonde, ma poi quando ci si trova in una platea oppure anche ad un convivio, insomma le presenze non sono così numerose. Ma c'è anche una spiegazione, tanto che io avrei anche un'idea scherzosa di sottoporvi a un piccolo controllo doping per quanto riguarda l'organizzazione. Tutto quello che avviene qui è sempre in grande, sempre al massimo, ma la spiegazione è che qui nacque il Panathlon, nacque l'idea del Panathlon, come il presidente Ragazzi ha ricordato. Nacque poi, grazie al Dio e grazie anche all'operosità dei soci, si è diffuso in tutto il mondo. Piero mi ha tolto una parte del mio compito, che era quello di dirvi cos'è oggi il Panathlon, come dimensione, come attività e come filosofia. Lo ha detto lui perché ovviamente ciò che riguarda il Panathlon International poi si cala automaticamente a livello di ogni club, di ogni area, di ogni governatore e di ogni distretto. Voglio solo aggiungere che c'è una grande vitalità nel Panathlon un po' in tutto il mondo, c'è una grande curiosità. Noi soffriamo, è vero, un pochino di una conoscenza minore rispetto ad altri club service che sono forse nati prima, sono più frequentati, hanno magari qualche cassa di risonanza più grande rispetto alla nostra. Devo però dire che quando riesco a spiegare che cos'è il Panathlon International, che cos'è il Panathlon e basta, c'è sempre un'attesa, c'è uno sguardo oltre che interessato, affascinato. Cioè l'idea che attorno allo sport possa nascere una famiglia come questa e come quella che Piero ha ricordato prima in tutto il mondo forse non è nella fantasia di tutti, anche perché la nostra ragione sociale non ha grandissime radici. Noi propagandiamo delle cose astratte come il fair play, la correttezza sportiva, il rispetto dell'avversario, la lotta al doping, la lotta alle contraffazioni, la lotta alle scommesse, alle partite truccate. È tutta una merce oggi decisamente poco popolare nel mondo dello sport, diciamo poco praticata, poco seguita, poco richiesta, ed è proprio per questo che il Panathlon trova una sua maggiore attualità. Noi siamo in linea con l'ispirazione dei padri fondatori che nel 1951 qui a Venezia diedero la prima spinta, ma devo dire che lungo la strada questo sforzo ideale, questo impegno è stato implementato dalla fantasia, dalla struttura anche morale di molti panatleti. Sono orgoglioso e indegnamente io interpreto oggi il pensiero di tutto il Panathlon del mondo di avere una famiglia come questa e soprattutto di avere davanti ancora tanto materiale da diffondere. Voglio solo aggiungere che siamo in una platea di giovani, di ragazzi da una parte e ragazzi dall'altra, se mi consentite, e proprio ai giovani in questo momento guarda il Panathlon. Abbiamo fondato i club junior, sono più di 20 ormai in tutto il mondo. Abbiamo molte iniziative che vogliono coinvolgere, come oggi, soprattutto i giovani, perché è tra i giovani che noi speriamo e contiamo di continuare a diffondere il Panathlon, con gli ideali che abbiamo ricordato prima, che potrebbero apparire un po' un'utopia, lo dicevo, in una società e anche in una società sportiva che non sempre è aderente ai valori che abbiamo ricordato. Bene, però un'utopia assomiglia quindi ad un sogno a volte, se vi si crede, se si persegue con fede, con fiducia, può anche realizzarsi. Tutto il Panathlon è un sogno, quindi io posso dire come Presidente internazionale benvenuti in questo nostro grande sogno, a coloro che ci sono da molti anni, a coloro che ancora non ci sono e ai giovani che io spero in futuro vorranno entrarvi. Grazie e buona serata.
Grazie anche al Presidente Santini. Il prossimo ospite che invitiamo qui sul palco per un saluto l'abbiamo visto arrivare, l'abbiamo in qualche modo strappato ai suoi impegni istituzionali. Rappresenta questa sera il Comune di Venezia e lo ringraziamo fin d'ora per aver concesso questa bellissima sala teatrale del Goldoni. Vi presento il Vice Sindaco Sandro Simionato. Buonasera a tutti, io sono onorato di essere qua questa sera a rappresentare la città. Prima il Presidente Santini diceva qui le cose avvengono in grande, no? Certo merito del Panathlon, ma credo che sia merito di questa città. È una grande città e sono grandi i suoi cittadini che con forza e con convinzione continuano a vivere qua in una città, insomma, che ci viene invidiata dal mondo. Io farei un applauso a voi stessi, insomma, a noi cittadini di questa città. Credo che ci sia una marcia in più, insomma, è un elemento straordinariamente positivo quello che capita qui questa sera e che è capitato negli anni trascorsi, insomma, e che ha visto, credo, condividere fondamentalmente le politiche che questo territorio fa nei confronti dello sport con gli ideali che il Panathlon promuove. Credo che siano un punto di riferimento, un faro vero importante che guarda ai valori fondanti, come è stato ricordato prima, al tema della lealtà nell'ambito sportivo, del fair play, della pulizia in senso pieno di chi pratica sport, ma anche di chi lo dirige, perché l'attenzione non è solo verso gli atleti, ma è anche nei confronti di chi sostiene gli atleti nelle loro attività, le famiglie, gli allenatori, i tecnici, insomma, delle tantissime società. Si guarda con attenzione alle eccellenze che sposano l'eccellenza nella pratica sportiva all'eccellenza nello studio, dimostrando che queste cose sono compatibili, che si può essere bravi nello sport e bravi nella propria formazione personale. Lo si fa però anche nella promozione dello sport in senso pieno, insomma, per tutti, per ogni età, anche con la consapevolezza dei limiti che ognuno di noi ha, insomma, e che non devono compromettere la voglia comunque di praticare uno sport che ha una grande valenza formativa ed è uno dei fondamenti delle nostre società contemporanee. Insomma, le città vivono anche su questa dimensione sociale formativa che lo sport ha. Il Panathlon, ripeto, è in prima fila da questo punto di vista. Abbiamo condiviso in questi anni molti progetti, abbiamo sottoscritto insieme anche una serie di protocolli. Io ne ricordo uno quando qualche tempo fa facevo l'assessore allo sport e quindi, insomma, è da qualche anno che pratico queste persone che qui sono vicine a me e credo che appunto questo sia un segnale positivo, è un segno di speranza per una società, insomma, che rischia in questo momento poi in particolare di difficoltà non di unirsi ma di sbriciolarsi, di sfaldarsi. Invece credo che questi valori che lo sport pratica, che lo sport mette nella condizione ognuno di far propri, siano cemento vero, insomma, quello valido, quello che resta nella formazione di ognuno di noi e nella costruzione della nostra società. Quindi grazie davvero al Panathlon per quello che fa, grazie anche per questa serata che offre alla città e continuiamo a collaborare, che questo credo sia fondamentale per noi. Problema. Grazie al Vice Sindaco. Allora chiedo Chiara gentilmente se può entrare per consegnare al Vice Sindaco, se rimane, grazie, un ricordo del Panathlon, il nuovo gagliardetto fresco di stampa e naturalmente poi un ricordo, un pressacarte. Vi dicevo, il vetro di Murano è contrassegnato con questo pressacarte del nostro club. Allora, come consuetudine, noi si parte sempre l'inizio delle cerimonie, i saluti, ma adesso è arrivato il momento, chiedo a tutti gentilmente di alzarvi in piedi perché le cerimonie si cominciano naturalmente sulle note dell'inno di Mameli.
grazie, bravissimi tutti, grazie Presidente Santini, grazie Sandro Simeonato che so molto velocemente è passato per un saluto qui da noi, e noi passiamo subito naturalmente con le premiazioni, ne abbiamo tantissime e quindi saremo velocissimi, correremo veloci proprio per recuperare il tempo e farvi arrivare a casa all'ora di cena. Stefania. Sì, allora comincio subito a invitare sul palco il socio assessore alla mobilità Ugo Bergamo, il coordinatore della commissione premi e riconoscimenti del Panathlon Club Venezia Gian Emilio Zambon e il primo testimonial Dodo Gorla, campione olimpico e mondiale di vela. E mentre loro ci raggiungono sul palco io procedo subito con la prima motivazione, che è anche una sorta di presentazione del personaggio che andiamo a premiare. Velista di prestigio internazionale che con il suo perseverante e innato entusiasmo ha avviato e concretizzato il recupero e il consolidamento di attività vincolate alle originali tradizioni artigiane lagunari. Chi stiamo per premiare è riconosciuto il notevole merito di aver sollecitato, promosso e realizzato come principale interlocutore delegato del sindaco Orsoni e quindi della città di Venezia quella grandissima manifestazione sportiva che sono state le World Series dell'America's Cup, che per una settimana hanno reso Venezia di nuovo città di mare, riscoprendo quella che è la sua naturale propensione. E allora premio Fair Play alla promozione ad Alberto Sonino. Alberto Sonino, l'avete visto anche oggi, già annunciato sul Gazzettino, media partner ufficiale di questa nostra manifestazione, e quindi naturalmente con lui si va a premiare tantissimi volontari che in occasione di questa grande manifestazione velistica ha portato ogni giorno oltre 100.000 persone a Venezia, ma soprattutto, dicevamo, un premio che va ad Alberto Sonino, ma soprattutto quale importante rappresentante di centinaia di volontari che hanno lavorato per questo appuntamento. Chiara, prego, con il premio Fair Play 2012 per la promozione, la consegniamo. Dodo Gorla, prego, ecco qua, grazie Chiara, e la consegna naturalmente ad Alberto Sonino. Travelisti, adesso chiedo ad Alberto se gentilmente si può mettere qui al centro, vicino anche all'assessore. Eccoci qua, nostro fotografo ufficiale Massimo Rosa, Foto Blitz, ecco pronti quindi per la foto di gruppo, ma naturalmente chiedo alla regia, intanto a Stefano Cazzaro che sta assistendo i nostri amici alla regia, se possiamo partire anche con le immagini di questa splendida iniziativa che è stata la Coppa America. Alberto, un'emozione grande, infinita, davvero la città ha risposto alla grande. Sì, no, speravo di non dover fare un discorso, ma ringrazio il Panathlon per essere stato vicino a questa manifestazione anche prima, devo dire, svariati mesi prima dell'edizione di quest'anno. È stato una soddisfazione incontrare i soci del Panathlon già appassionati, anche quando non si sapeva come sarebbe venuta la manifestazione. E devo dire che una delle emozioni più grandi è stata la reazione del pubblico, sia i visitatori della città, quindi i turisti attratti da un nuovo elemento, e sia dei veneziani, soprattutto dei tanti appassionati che hanno riscoperto l'acqua come una delle potenzialità più interessanti della nostra città. No, viene da non dire nulla su quanto possa essere stato seminato. Io credo molto e non credo che la manifestazione sia stata fine a se stessa. Per questo motivo un incoraggiamento a tutte le istituzioni che sono state vicine alla manifestazione e che credo possano da questa partire per tante altre sfide. Grazie, un applauso ad Alberto Sonino. Dodo Gorla, cosa invidia ad Alberto, al di là forse degli anni? In che senso? Beh, Alberto è un bravissimo organizzatore, ha portato qua una manifestazione eccezionale. Anch'io non pensavo che sarebbe stata una cosa così emozionante, è venuta veramente molto bene. Anche la regata nel canale è stata bella, è stata bellissima per il pubblico, una grandissima promozione per la vela. Io purtroppo forse ho perso il mio lavoro di commentatore per l'anno prossimo, speriamo di no. E speriamo di no naturalmente, ma soprattutto con questa città. Ugo Bergamo, città che per la sua mobilità ha risposto bene, treni, pullman, la città con l'esperienza del carnevale, insomma sappiamo che i grandi numeri la città è in grado di assorbirli. Beh, una volta tanto ha detto, quindi ha dato una grande prova. Credo che l'importante sia che la città ha riscoperto ancora una volta e ancora di più il suo legame con l'acqua,
soprattutto si è riappropriato in quell'occasione dell'Arsenale, il momento storico più importante sotto il profilo culturale della città, e da lì è iniziata la grande battaglia anche per riaprirlo definitivamente la città, quindi è un ulteriore merito anche a questa grande manifestazione. Grazie, grazie Ugo Bergamo, ringrazio. A questo punto però, Chiara, dobbiamo consegnare un ricordo al nostro testimonial, grande olimpionico, campione mondiale delle classi, in tutte le classi della vela, Dodo Gorla, classe star soprattutto per quella che è stata la sua grande classe. Grazie, grazie naturalmente a tutti, grazie al nostro socio e assessore Ugo Bergamo. E noi andiamo avanti. Sì, adesso passiamo al premio Fair Play al gesto. Invito sul palco il presidente del CONI del Veneto Gianfranco Bardelle e quale testimonial di questo premio la campionessa del mondo di pattinaggio a rotelle corsa Erika Zanetti. Allora, intanto merita l'applauso eroico il presidente del CONI Bardelle, perché guardate, è arrivato nonostante un braccio ingessato, è partito da Padova, ha voluto a tutti i costi essere presente quest'oggi. Grazie, ma soprattutto l'applauso per Erika Zanetti, un'atleta del nostro territorio, veneziana, e quindi ha vinto finalmente, dopo anni che ha inseguito questo importante titolo, un titolo che naturalmente inseguiva, essendo stata campionessa del mondo juniores, mancava poi la medaglia d'oro nella categoria seniores, cosa che è arrivata fortunatamente a San Benedetto del Tronto questo settembre. Erika. Sì, dopo 10 anni di mondiali finalmente è arrivato il titolo. È arrivato in casa perché abbiamo effettuato i campionati mondiali a San Benedetto del Tronto. È stato, credo, una delle emozioni più belle della mia vita fino ad ora, e devo ringraziare veramente tutte le persone che mi sono state vicine. Anche gli amici, gli Azzurri d'Italia, gli Olimpionici d'Italia, Maurizio Darai, riconfermato presidente qui davanti a noi. Sappiamo che Erika è una grande amica del club, ma soprattutto abbiamo chiesto ad Erika di essere presente quest'oggi perché, Stefania, raccontiamo una storia che merita davvero di essere premiata. Prego. Esatto, Luca, perché la motivazione di questo premio è il racconto di un gesto che questa giovane pattinatrice padovana ha compiuto. Chiamata sul gradino più alto del podio per la premiazione dei 200 metri di velocità su strada ai campionati regionali a Bagnoli di Sopra, si è sfilata la medaglia d'oro consegnandola a una coetanea di nazionalità colombiana, ma da anni regolarmente tesserata per una società veneziana, vincitrice della gara, ma che era stata retrocessa per un'applicazione un po' troppo burocratica del regolamento. È previsto infatti dal regolamento che solo i cittadini italiani possano essere proclamati campioni federali a qualsiasi livello. Questo di Erika è stato un gesto esemplare e splendido che ha dimostrato una raffinata sensibilità di questa atleta che si rifà ai valori morali dello sport e del movimento del Panathlon. Quindi premio Fair Play al gesto per Giorgia Cassanego, accompagnata dai genitori. Eccola qua Giorgia, anzi ormai è talmente grande che arriva da sola. Brava, no, eccola qua. Paola, vieni, anche perché non è che è una mamma qualsiasi, anche la mamma è stata pluricampionessa di pattinaggio, Paola Zanardi, eccola qua, quindi pattinaggio a tutto spiano. È stato cambiato dal 2013 il regolamento, qualsiasi atleta tesserata per una società italiana potrà essere classificata e non retrocessa se non ha la nazionalità italiana, e quindi un adeguamento doveroso nato proprio in virtù di questa storia. E allora noi vogliamo anche ricreare però quella che era successo quel giorno a Bagnoli di Sopra durante i campionati regionali al termine della gara dei 200 metri, e una sorta di carambata, perché abbiamo con noi anche Janet Rodriguez Guerrero, la ragazza che in questo caso carreggiava, l'atleta del gruppo sportivo Scaltenigo. Chiamiamo anche i genitori, c'è anche il presidente Roberto Salviato. Roberto. Allora, un bel momento di sport. E allora invitiamo a questo punto Chiara a portare il premio, la targa, e direi che in questa sorta di riconoscenza, di scambio, diamo direttamente a Janet, grazie Erika, ecco qua il mazzo, e il premio, attenzione ai rami, a Giorgia Cassanego, dunque il premio al gesto consegnato direttamente da Janet Rodriguez Guerrero e da una campionessa del mondo come Erika Zanetti.
Che dite, le intervistiamo? Lo rifaresti? E tu lo rifaresti all'inverso? Sì. Ecco, bravi, mi pare che sia doveroso. Diamo a questo punto anche il premio a Erika Zanetti. No, c'è un'inversione. La scatola ad Erika, grazie. Ecco qua. E l'omaggio floreale, grazie ad Erika. E l'altro omaggio floreale naturalmente a Giorgia. Paola, quanto ci avete messo voi? È stata una scelta solo di Giorgia o anche voi avete capito che meritava di essere fatto questo gesto? Assolutamente, non ne avevamo proprio parlato e ha fatto tutto da sola durante la premiazione, è stata una bella emozione. Grazie, grazie Paola. Allora noi intanto facciamo vedere questa splendida alzatina in vetro di Murano. Ringraziamo come sempre le vetrerie di Murano per questi nostri oggetti e naturalmente al nostro presidente del Panathlon, del CONI regionale, è panatleta anche, quindi mi par bene, presidente del CONI regionale Gianfranco Bardelle. Se con una mano ce la fate nel premio, grazie. Se ci portiamo leggermente un po' più avanti tutti, così il nostro fotografo fa questa bella foto di gruppo con tutti i premiati. Grazie, grazie, grazie ancora a tutti. Prego. Gianfranco, un saluto. Anche il CONI, come sempre, vicino al Panathlon. Sì, io non ho voluto mancare questa serata perché sono iscritto alla Panathlon di Padova, ma in generale... No, c'è anche il presidente qua sotto. E quindi mi ritengo di essere da 30 anni. Siamo gemellati poi. E mi sono sempre domandato, ma perché il Panathlon fa parte del CIO e non fa parte del CONI? È intanto il Distretto Italia. La notizia che è diventata associazione benemerita del CONI non più tardi di 15 giorni fa, quindi anche il Panathlon International fa parte della nostra famiglia perché porta un progetto molto importante per lo sport. Lo sport italiano ha bisogno di questi messaggi e credo che questa entrata di diritto aspettata con ansia da tanti anni sia stata una cosa che merita un applauso grandissimo. Voi fate parte a pieno diritto del CONI italiano, quindi questo è molto importante. Grazie, grazie Gianfranco. Prego se vuoi riprendere posto. Ecco, Stefania. mentre i nostri ospiti si accomodano di nuovo, noi siamo arrivati al premio nuovamente Fair Play 2012, ma questa volta alla carriera. E per consegnarlo invitiamo qui sul palco l'assessore allo sport del Comune di Venezia, Andrea Ferrazzi, e come testimonial Daniele Scarpa. Daniele! Eccolo qua. Ah, era da qui davanti, perfetto. Allora andiamo subito con la motivazione e scopriamo naturalmente chi è. Stimato calciatore veneziano che ha concluso quest'anno la sua lunga attività professionale nella città in cui aveva iniziato a dare i primi calci al pallone, tra il 1990 e il 2004 ha giocato con le maglie del Como, del Catania, della Cremonese, del Bari, dove era tra l'altro uno dei beniamini del pubblico, e quindi anche a Venezia dal 2004. Degne di menzione sono la sua lealtà, la tenacia e la passione agonistica sempre generosamente profuse, in particolare dopo il recente fallimento societario del Calcio Venezia, per far nascere in questa città che ha sempre amato e che continua ad amare profondamente un nuovo sodalizio sportivo fondato sui principi di estrema correttezza ed onorabilità, principi che hanno sempre animato e sorretto la sua esemplare carriera sportiva da calciatore. Quindi sono lieta di annunciare il premio Fair Play alla carriera a Mattia Collauto. Grande Mattia! Eccoci, allora Mattia, quest'anno questa sofferta, possiamo dire la decisione di prendere le scarpe al chiodo, tu fisicamente, moralmente, quasi quasi volevi continuare? No, era ora di dire basta. No, ogni cosa ha il suo tempo. Penso che
era il momento giusto di chiudere qui. D'altronde sono stati 8 anni abbastanza intensi, vero Sandro? Venezia non ha attraversato un periodo facile, intendo come società calcistica, però io dai momenti di difficoltà ho imparato veramente tanto. Ho ritrovato la mia gente, i miei amici, tornando qua, ho riscoperto veramente un legame importante con la mia città. Ecco, se passiamo un po' un microfono che va in Larsen. Assessore, un grande esempio, un campione, un atleta che ha davvero saputo nobilitare una disciplina come il calcio, spesso in qualche occasione testimonianza magari di qualche violenza, di qualche situazione non proprio esemplare, ma in questo caso ci sono anche nel mondo del calcio tantissimi esempi da seguire, modelli come appunto Mattia. Ma devono esserlo in particolare nel mondo del calcio, perché è la disciplina sportiva più seguita nel nostro paese, è seguita da decine di migliaia di giovani e di bambine, e quindi da questo punto di vista è evidente che deve essere un modello. Mattia lo è stato, e lo si vede anche quando l'abbiamo premiato, lo si è visto poche settimane fa, ed è entrato al Penzo, quale sia l'attaccamento del pubblico, perché riconosce attorno al giocatore non solo un valore, diciamo, atletico, tattico, sportivo in senso stretto, ma un valore umano, e credo che questo sia il messaggio più importante che si può far passare all'interno di un momento come questo. Grazie Assessore. Allora Daniele, gli esempi importanti servono, gli esempi, gli atleti. Il tuo intervento è oggi da vicepresidente dell'associazione Azzurri Olimpionici. Come vedi, le notizie girano velocemente, fresco di questa nomina, atleti davvero come Mattia, degli esempi da seguire. L'esempio da seguire per quello che ha fatto e per quello che può fare come mentore per i giovani, l'ha detto, e soprattutto sono queste, a parte che ancora giovane, potrebbe qualche calcio tirarlo ancora, no? Quindi, lo tira con i bambini durante le partite a calcio. No, è importante, faccio riferimento al fair play, c'è bisogno di persone, specialmente nel sport del calcio, dove fatti bruttissimi spesso sono la cronaca e delegittimano questo bellissimo sport, e quindi è importante che venga proprio, e che si cominci non solo nei bambini ma nei genitori a far capire quanto importante sia il fair play, l'educazione, il comportamento in campo, fuori dal campo e verso gli avversari. Grazie Daniele. E allora Chiara, il premio, il fair play alla carriera, Mattia Collauto consegna a Daniele Scarpa assieme all'assessore. Ecco qua, bella foto, prego Presidente Ragazzi, nella foto. A posto, Massimo, fatta. E allora consegniamo anche il pressacarte del Panathlon e naturalmente il nostro gagliardetto all'assessore Andrea Ferrazzi, anche se ha un po' la collezione dei gagliardetti del Panathlon, ma questo è quello nuovo, fresco di stampa, quindi fa bene a essere affisso in ufficio. E naturalmente anche un splendido oggetto ricordo in vetro di Murano per il nostro Daniele Scarpa. Grazie. Lasciamo la scena, si continua avanti. Sì, caro Luca, noi adesso ci prendiamo una breve pausa perché è il momento di lasciare il palco per la consegna delle targhe alle società sportive veneziane che sono state individuate dall'Osservatorio Pratica Sportiva del Panathlon Club Venezia, che hanno sottoscritto le carte del Panathlon sui diritti del ragazzo nello sport e nel fair play. E quindi restituiamo, diciamo, il microfono a Claudio Bonamano. Claudio, eccoti. Eccoci qua. Grazie, io ho già fatto la pausa, vi ringrazio. E a questo punto abbiamo la prima tranche di premiazioni, di consegne delle targhe dei sottoscrittori del nostro accordo per diffondere i principi panatletici. Le società sono state individuate da una commissione del Panathlon, qui abbiamo appunto il presidente, la commissione in particolare, questa commissione Osservatorio Pratica Sportiva, è stata da me presieduta, e inviterei sul palco anche i componenti per poi consegnare le targhe ai presidenti delle società che hanno sottoscritto questo accordo. Allora inviterei sul palco Umberto Sichero, Alessandro Visentin, Roberto Palesa e Renato Bortot. Ecco qui, intanto ecco qui è Renato Bortot, Roberto Palesa, Umberto Sichero.
e Alessandro Visentin. Questa è la commissione che tra le tantissime società del territorio ne ha individuate ben 24 per dar loro questo riconoscimento di diffondere i principi panatletici, i principi etici, morali, sportivi. Insomma, lo sport lo sappiamo tutti che per il Panathlon è la vita. A questo punto inviterei l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Alessandro Maggioni, che con lui consegneremo queste targhe. Adesso buonasera assessore. Buonasera. Adesso questo palco non sarà più vuoto perché iniziamo a chiamare le società e questo è il momento degli atleti, dei ragazzi, di chi ha voglia ancora di fare sport come noi. Iniziamo con il Circolo Canottieri di Adora con il suo presidente Paolo Filippini. E a seguire vogliamo Tennis Canottieri Murano, che abbiamo già il presidente, ma vogliamo anche il vicepresidente Umberto Cenedese. Poi per il canottaggio la Reale Società Canottieri Francesco Querini, rappresentata dal suo presidente Guido Sesani. Pino Berton è il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cronometristi della provincia di Venezia. E ancora abbiamo il gruppo Tre Archi con Elvio Gianfranco Cristante, preghiamo di accomodarsi con i suoi atleti a Cristante. Poi abbiamo l'Hockey Club Venezia con il vicepresidente Gianfranco Ginetto, visto che il presidente Massimo Carlon è all'estero, e per finire il Tennis Club Venezia rappresentato dal suo presidente Mario Faotto. Allora, questa prima tranche, ecco un applauso per tutti gli atleti, per gli amici. Qua distribuiamo un po'. Ecco, volevo specificare che questa prima tranche è rappresentata dai presidenti di società che sono anche panatleti, per cui è stato un lavoro iniziale molto, molto più semplice, perché con loro siamo riusciti a diffondere e a partire a avere questo start-up veramente efficace. Allora, mentre... Ecco il Presidente del Tennis Club. Presidente, 2 parole proprio velocemente. No, è lei che mi ha nominato. Allora, sono io che ti ho nominato, ma come sempre dico, devi te fare la tua parte, per cui concludi e facciamo le premiazioni a questi che sono anche dei nostri panatleti e quindi il compito è solo tuo. Grazie, allora per questo non prendiamo paura, iniziamo a portare le targhe una alla volta e io invito la nostra hostess a portarla qui dal nostro assessore e iniziamo con il Circolo Canottieri di Adora. È di qua. Allora Paolo, di Adora, se vi spostate qua, Presidente, grazie davanti alla scena per il ritiro della targa. La consegna, grazie a Paolo Filippini. Grazie. Per il Tennis Club Murano Umberto Cenedese non c'è, eccolo qua. Allora ritira il vicepresidente, sempre all'assessore, consegniamo questa targa di riconoscimento, questa targa che verrà esposta al di fuori della sede sociale. Per la Canottieri Querini, Guido Sesani, eccolo qui, sempre nostro past president. Guido, bravo. Guido Sesani verrà multato perché da panatleta non porta la cravatta del Panathlon, per cui devi al tesoriere i famosi 10 euro. È di Murano, eh? E con questo è sempre così ogni riunione, dunque noi siamo abituati. Andiamo avanti con Giuseppe Berton, Pino Berton per l'associazione cronometristi della provincia di Venezia con un altro rappresentante. E adesso abbiamo il gruppo Tre Archi, eccolo qua, con il nostro Elvio Gianfranco Cristante, che viene consegnata la targa. E all'interno del gruppo abbiamo anche qualche bandiera? Bandiere, non molte, lasciami un attimo soltanto. Abbiamo qui un bandierato di diverse gare lemiere. Fabrizio Cristante purtroppo. Un applauso. Già.
che ha avuto già la soddisfazione di entrare per 3 volte in storica nei gondolini, perciò nei campioni, e vincitore dell'ultima regata delle Caoline del Canal Grande. Dunque, come vedete, il gruppo Trearchi da un punto di vista agonistico ne ha anche da vendere. Dai ancora un attimo. Sì, ma dobbiamo... Un campioncino che abbiamo... Infatti, allora, tra la Diadora e il gruppo Trearchi c'è un altro campioncino. Eccolo. Come lo dividiamo? Da che Leonardo Cristante, canoista, medaglia d'oro. Questo dovrebbe dirlo il presidente della Diadora, per quante volte si è portato a casa qualche medaglia d'oro. Dunque la dinastia Cristante continua. Continuiamo con l'Hockey Club, con Gianfranco Ginetto in rappresentanza del presidente Massimo Carlon, che è fuori Italia, e anche a lui viene consegnata la targa da affiggere all'esterno della sede. Concludiamo con il Tennis Club Venezia, al presidente Mario Faotto. Ecco qui, Presidente, la targa per aver sottoscritto i principi panatletici. Grazie agli atleti, ai giovani atleti, gli atleti sempre giovani, evergreen, e vi invito a riprendere posto nelle vostre postazioni perché continuiamo con questo Panathlon Day. Grazie per la vostra partecipazione, grazie mille, questa è una testimonianza che lo sport a Venezia è ancora vivo. Grazie ai nostri campioni, risultati a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale. Davvero ancora la città, come dicevano i nostri assessori, è in grado di dare il massimo, di dare lustro a questo nostro movimento sportivo. I nostri atleti dell'Hockey Club Venezia, pattinaggio artistico, costretti ad allenarsi su un corridoio di 2 metri per 10 all'Arsenale. Chissà che arrivi presto una palestra e un palazzetto coperto per fare l'attività sportiva. No, non era perché c'era l'assessore ai lavori pubblici, era casuale. Assessore, mi scusi, ma per essere pari con i suoi colleghi di giunta, dobbiamo consegnarle il nostro, mi sembra anche giusto, altrimenti qui cominciamo a fare disparità. Grazie di essere stato con noi, grazie alla sua partecipazione, e vi lascio, adesso vado a fare io la pausa. Grazie Stefania, grazie Luca, Presidente, ci vediamo dopo per la seconda tornata. Allora, siamo arrivati a un momento molto importante. Il premio è molto giovane, nel senso che è nato soltanto lo scorso anno, e però non per questo, diciamo, è meno inferiore o inferiore rispetto agli altri, perché è un premio che va a un grandissimo campione, ma chiamerei soprattutto intanto sul palco il presidente del Panathlon International Giacomo Santini, il presidente Piero Ragazzi è già qui con noi, e il presidente della Federcanottaggio Duilio Stiger. Duilio, eccolo là, sì, sta sistemando la giacca con calma, adesso arriva. Allora, io però continuavo a guardare, spero sia arrivato, perché naturalmente il momento è quello topico per il nostro testimonial, vale a dire l'ex campione del mondo di ciclismo Moreno Argentin, eccolo qua! Giusto appunto, è arrivato adesso Moreno? Neanche farlo apposta, o no? No, era dietro. Nostro grande, mitico Moreno Argentin, protagonista di una grande vittoria del titolo mondiale su strada, Colorado Springs, sapevi? Anche perché Giacomo Santini lo commentava quel mondiale, in quanto collega della RAI, telecronista della RAI. Avete sentito prima nella presentazione come andava via liscio Giacomo in quanto ex telecronista RAI, ma soprattutto con le gesta di Moreno Argentin. Moreno, allora noi raccontiamo la storia di questo campione, e poi vogliamo anche da te un giudizio su quello che naturalmente lo conosci perché tanto è del nostro territorio, ma scopriamo chi è quest'anno il vincitore del Venice Panathlon Sport Award. Stefania. Esatto, ha un lunghissimo curriculum questo personaggio, e man mano che ve lo andremo svelando forse potrete anche capire di chi stiamo parlando. Questo atleta nasce a Padova il 6 luglio del 1972 e si avvicina subito in età giovanile allo sport del remo. A 13 anni comincia l'attività agonistica con il CUS, che è il Centro Universitario Sportivo di Padova, sotto la guida tecnica di Giorgio Bovo. Dal 1988 comincia la sua escalation di risultati non solo a livello nazionale ma anche internazionale.
Poi, dopo titoli italiani, europei e mondiali, sia da junior che da senior, nel 1992 partecipa alla sua prima Olimpiade, quella di Barcellona, dove taglia il traguardo al terzo posto in 4 di coppia. Nel 1993 passa alla canottiera di Padova, dall'anno successivo vince i mondiali a Indianapolis, nel 94 a Tampere in Finlandia, nel 95 ad Aigbellet nel 97 e a Colonia nel 98. Nel 96 partecipa alla sua seconda Olimpiade ad Atlanta, dove non riesce però ad andare oltre la 4ª posizione. Con Alessio Sartori, Agostino Abbagnale e Simone Raineri si toglie la più grande soddisfazione della carriera, quella cioè di vincere trionfando alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Nel 2004 si piazza terzo ad Atene in doppio, 4 anni dopo assieme a Sartori, mentre compie un autentico capolavoro nel 2008 tingendo d'argento il 4 di coppia con Raineri, Agamennoni e Venier. Nel 2011 torna ad essere nuovamente protagonista con la maglia azzurra e qualifica il 4 di coppia alle Olimpiadi di Londra 2012. È il canottiere italiano ad aver vinto in assoluto più medaglie alle Olimpiadi. Ha un palmarès di tutta eccezione, un oro, un argento e 2 bronzi olimpici. Nella sua carriera in tutto, pensate, conta complessivamente 166 medaglie d'oro, 59 medaglie d'argento e 26 medaglie di bronzo. È davvero il momento di chiamarlo qui con noi, perché il vincitore del Venice Panathlon Sport Award 2012 è Rossano Galtarossa. Il grande, il mitico Rossano Galtarossa, 6 Olimpiadi, ragazzi. Il nostro atleta padovano che continua il suo grande impegno nello sport, perché continua l'attività come formatore, allena i giovani della canottiera di Padova, dove tra poco scapperà. Allora, siccome sapevo come andava a finire, Rossano, grazie. No, è per te, è per te. Prego. Oh, adesso, ecco. Ecco, vabbè, siamo tutti contenti. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Scusate questa possibilità. No, era uno scherzo, dai, adesso puoi alzarti. No, era solo perché, cioè, provate a pensare, ecco, la situazione. Ecco, ho guadagnato, dai. Allora, Rossano, abbiamo sentito tante emozioni, 6 Olimpiadi, tanti titoli, tanti anni, un'attività lunghissima. Tra poco, ecco, intanto scorrono le immagini di un servizio recente, era la vigilia proprio della partenza per Londra, l'ultima Olimpiade, ma soprattutto, ecco, il coronamento di una grandissima carriera. Sì, effettivamente ho la possibilità di considerarmi un atleta fortunato, perché a 40 anni ho avuto ancora la voglia e il modo di mettermi in gioco, quindi mi sono confrontato con colleghi, atleti, avversari che avevano molti anni meno di me, quindi si parla anche di 12, 15, 20 anni meno. Diventa una situazione in cui ti trovi un avversario in più, che è la tua carta d'identità, quindi l'aspetto anagrafico. Però insomma sempre con la passione e la voglia che lo sport deve insegnare a tutti noi, ho cercato di affrontare anche questa consapevolezza con grande determinazione, con il sorriso sulle labbra, consapevole che era una difficoltà in più. Ho la serenità di essermi portato in uno stato di forma eccellente. Ho un pizzico di amarezza perché poi qualcuno ha deciso che non serviva che gareggiassi a Londra, quindi sono stato in trasferta in Inghilterra, purtroppo quasi da turista, con il ruolo che a me sta un po' stretto, che è quello di riserva, nel senso che a 40 anni fare la riserva dopo 5 Olimpiadi disputate da protagonista, avrei secondo me inteso che forse era meglio dare un'opportunità a un giovane che avrebbe iniziato a respirare l'atmosfera olimpica, che vi assicuro è una cosa fantastica. Comunque insomma ho deciso di accettare sì, con un po' di difficoltà questa decisione, ma ripeto, sono sereno perché so che la mia parte l'ho fatta. Grande Rossano che è soprattutto fresco di elezione, consigliere federale della Federcanottaggio, è stato un tripudio di voti, davvero quasi più del presidente.
effettivamente domenica c'è stato l'appuntamento elettorale, come sta avvenendo un po' in tutti i contesti sportivi. Io mi sono candidato al Consiglio nazionale e appoggiando la persona, la figura che si proponeva come presidente in contrapposizione al presidente uscente, un nome che per il canottaggio credo possa dire qualcosa, perché Giuseppe Bagnale da domenica è il nuovo presidente della Federcanottaggio. Abbiamo anche il piacere di, dopo questa battaglia elettorale quasi all'ultimo voto, di aver poi ottenuto i consensi per far affiancare a Giuseppe tutta la squadra che lui proponeva, tra cui anche il sottoscritto, e io ho il piacere di aver ottenuto il massimo numero di voti, effettivamente anche più del presidente, però dopo l'elezione del presidente sappiamo che le assemblee si calmano, si quietano un pochino. Comunque ho avuto un sacco di preferenze anche da chi effettivamente sosteneva l'altro candidato, perciò credo che sia stata un'attestazione di stima importante che a me ha fatto molto piacere. Subito poi sono un po' preoccupato perché ovviamente si parla di una cosa molto seria, parliamo del Consiglio nazionale di una federazione che ha grosse ambizioni, quindi siccome a me piace cercare di fare le cose seriamente, bisogna adesso, superato così i fasti dell'assemblea, bisogna iniziare a rimboccarsi le maniche per darsi da fare. Grazie Rossano. Moreno, che dire di questi esempi, di questi campioni? Sono rimasto sconvolto, a parte le 6 Olimpiadi, ma 166 medaglie d'oro, 59 medaglie d'argento, 26 medaglie di bronzo. È un monumento, io direi, anche per la sua stazza, non solo per la sua stazza, ma indubbiamente per il peso, perché io sono dell'avviso che bisogna anche pesarle ogni tanto, no? E lì c'è tanto peso dentro quel racconto lì, quell'elenco. Ma fa piacere soprattutto per la dedizione che Rossano sta dedicando al movimento, e penso non ci sono tantissimi atleti che possono permettersi di scendere dalla canoa, giusto? Dalla barca, scusatemi, e pensare all'aspetto politico, Daniele, vabbè, insomma, Daniele, e pensare all'aspetto politico. Io credo che con quello che sta succedendo anche nel mondo dello sport, che quando succede qualcosina l'atleta è sempre il colpevole di tutto, è l'ultimo anello della catena, il più debole, però caso strano i dirigenti sono lì da 60 anni, loro colpe non ne hanno, e quindi è giusto dare una ventata di freschezza, di idee, di voglia di fare, anche perché segnali da tutte le parti ci arrivano che bisogna cambiare, e quindi bisogna cambiare modo di pensare, modo di agire, e meglio di giovani non c'è, quindi ben venga. Complimenti. Grazie Moreno. Giacomo Santini, è mancata quella possibilità? Hai raccontato le imprese di Moreno Argentin, ma non hai raccontato quelle di Rossano. No, mi dispiace, perché oltre ai 20 anni di ciclismo, quindi ho visto 20 campioni del mondo, quantomeno 20 vincitori dei giri, dei tour e così via, alle Olimpiadi ne ho fatte 8, 3 invernali e 5 estive. Non sono mai riuscito ad andare a commentare vela, canoa, sì, facevo naturalmente ciclismo e poi altre discipline, e mi ha sempre affascinato, anche perché venendo io da Trento non ho l'acqua che avete a Venezia, ma con il lago di Garda a portata di mano, con il lago di Caldonazzo a un passo, la vela anche da noi in montagna è una disciplina molto molto seguita e indubbiamente affascinante. Mi dispiace molto, e per questo ammetto tutta la mia ignoranza. 166 medaglie. Nel ciclismo credo che nessuno possa vantare tanto. 2 o 3 vite, forse, neanche con 2 o 3 vite. Allora io stavo approfittando anche del tuo racconto elettorale, entusiasmante ma meritato, per provocare Moreno, perché fra poche settimane ci sono le elezioni per la Federazione Ciclistica, e anche lì qualcosa da rinnovare, forse c'è, non lo so, gli ho chiesto se mai lui abbia idea di candidarsi. Dacci questa anticipazione. Insomma, non penso parlare, oddio, politica sportiva si può parlare perché è una roba sana, ma io credo che nel nostro ambiente non c'è ancora, non è ancora il momento del cambiamento, perché il cambiamento lo devono volere gli iscritti, lo devono volere gli atleti, tutta una serie di cose. Evidentemente il mio ambiente non è ancora maturo per un cambiamento, anche perché insomma abbiamo un presidente che è lì da molto tempo, ha una storia nel ciclismo, che è Renato Di Rocco, però insomma evidentemente non c'è ancora un ricambio, oppure loro non sono riusciti a crearsi dei ricambi, e io quello che noto sempre è che non c'è la volontà da parte dei dirigenti anziani, che hanno tantissima esperienza, di allevare, diciamo,
sotto la loro guida, diciamo, dei ricambi. Vedo Rossano che ha dovuto smettere e buttarsi, credo, a sgomitare per poter entrare. Nessuno ti ha aperto le porte, ho detto vieni qua che ti spiego come funziona. Quindi evidentemente noi dobbiamo fare così, sgomitare tutta la vita per poter prendere le sedie che gli altri occupano da una vita, insomma, ecco. Mai dare il microfono a un ex collega, ricordo. L'ho visto, no scherzo, complimenti, grazie a Giacomo. Allora diamo il secondo Venice Panathlon Sport Award 2012. Lo scorso anno a vincere è stato un ciclista, altro campione del mondo Vittorio Adorni, quest'anno a Rossano Galtarossa. Moreno, Giacomo. Ecco dai, uno per parte, ecco qua. Un po' più avanti che siete all'ombra, grazie, così andiamo a favore di luce. Duilio. No, ecco qua, perfetto. Grazie ancora Rossano Galtarossa, ma naturalmente un premio anche per il nostro campione del mondo Moreno Argentin, coppa, alzatina in vetro, naturalmente anche per il nostro Moreno. Grazie. Bene, mentre noi invitiamo tutti i premiati ad accomodarsi di nuovo in platea, restituiamo nuovamente il microfono a Claudio Bonamano.